Personaggi del mondo delle istituzioni, dal prefetto al questore, personalità che vengono dal mondo del giornalismo, della cultura, tutti insieme a giocare per fare un'iniziativa il cui vantaggio sarà a coloro i quali soffrono, è un messaggio importante che diamo ai nostri ragazzi. Catania vince anche non solo nello sport ma nel campo della solidarietà. Intanto oggi è una bella iniziativa che pone la riflessione della città su questo tema e ci sono tante di queste iniziative. La settimana scorsa sono stato a Librino, dove una fondazione intitolata A Tregua ha deciso di organizzare più volte al mese un pranzo per chi soffre, e così tanti altri. Coloro i quali stanno in una condizione migliore non devono dimenticare coloro i quali sono in una condizione di sofferenza. Tutti insieme, istituzioni e cittadini, dobbiamo dare un segno di attenzione e una carezza a chi soffre. Cade in un momento in cui lo sport siciliano è protagonista non soltanto per la solidarietà, per la vicinanza e il rapporto con le scuole, ma anche per i grandi eventi sportivi. Per noi sono i giorni del Giro d'Italia, si respira nell'aria un clima di entusiasmo e di eccitazione che rende lo sport sempre più protagonista in Sicilia.